Buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta come sempre, oggi 25 aprile, festa della liberazione, la 79esima festa nazionale che ricorda la fine della seconda guerra mondiale, 25 aprile 1945, la liberazione dal nazifascismo e la resistenza partigiana condotta a fianco degli alleati. Celebrazioni in tutte le città d'Italia, ovviamente non sono mancate come ogni anno le polemiche e gli striscioni come a Verona, dove a margine proprio della cerimonia è stato esposto uno striscione con la scritta "Ieri in Italia, oggi in Palestina, resistenza fino alla liberazione", accompagnato da alcune bandiere palestinesi, esposti anche cartelli con le scritte "Ieri e oggi, stop al genocidio". Però quella di oggi è anche una giornata particolare per Venezia, perché è la festa del Boccolo, la festa di San Marco, oltre ovviamente al 25 aprile, ed è il primo giorno del ticket d'accesso alla città. Poi noi ci collegheremo col nostro Filippo Fois, che ha seguito le prime fasi di questa nuova procedura per entrare nella città di Venezia. Ci sono state delle manifestazioni, ce le racconterà poi il nostro Filippo Fois, e come ogni anno, come sempre, ovviamente c'è stata la Santa Messa che Antena 3 ha seguito passo dopo passo, la messa a San Marco, officiata dal patriarca Moraglia, che ha parlato, ha ricordato nella sua omelia che davvero fra pochissimi giorni arriva in città il pontefice, nella città di Venezia. Dunque sentiamo alcune parole del patriarca e poi torniamo qua in studio per parlare anche di cronaca. Domenica prossima avremo la gioia di accogliere Papa Francesco nel segno della carità, della cultura, dei giovani e soprattutto dell'Eucaristia. Ultimo atto della visita e anche il suo culmine. Il Santo Padre entrerà in questa basilica per rendere omaggio alle spoglie dell'Evangelista. Prepariamoci dunque nel modo più idoneo per il cristiano, cioè con la preghiera, affinché tale evento non sia folklore, ma confermi la nostra Chiesa particolare nella fede, aiuti la nostra città ad essere all'altezza dei compiti che le stanno dinanzi. Riprendo le parole con cui termina il Vangelo del nostro patrono. In esse abbiamo l'ultima consegna missionaria di Gesù ai discepoli. Andate in tutto il mondo, proclamate il Vangelo a ogni creatura. Nel Vangelo di Marco sono delineate le caratteristiche del discepolo di Gesù ed anche la pedagogia con cui Gesù forma i suoi discepoli. Proprio su questo oggi desidero riflettere con voi. E dunque l'avete sentito, Papa Francesco domenica 28 aprile sarà a Venezia, una giornata storica che Antena 3 vi racconterà in diretta con un'edizione straordinaria non stop dalle 7 del mattino per seguire passo dopo passo le tappe del pontefice, dal carcere della Giudecca all'incontro con i giovani alla salute fino alla Santa Messa in piazza San Marco. Ogni momento della visita del Santo Padre con i nostri inviati. Dunque non perdetevi domenica 28 aprile il Papa a Venezia in diretta su Antena 3. E prima di continuare anche una notizia di cronaca che arriva dal Trevigiano e precisamente da Conegliano. Un uomo ieri in tarda serata di 68 anni è precipitato dal balcone di casa, dal quarto piano, davanti proprio agli occhi della moglie, ed è volato a terra. Purtroppo nulla da fare per l'uomo, che è morto sul colpo, e sul posto i carabinieri per gli accertamenti. Ovviamente di questa notizia ne parleremo nel corso dei nostri telegiornali di questa sera a partire dalle 19:30.
E dunque è stato anche lanciato ufficialmente oggi, in occasione proprio del 25 aprile, e ci apprestiamo a proporvelo il video musicale con le immagini del 60° anniversario del Vajont, realizzato dal celebre trombettista e compositore Paolo Fresu con i bambini del coro Arcobaleno. Le note sono quelle del canto di montagna in friulano. Il progetto è partito all'indomani dell'anniversario del Vajont, giornata in cui Fresu, accompagnato dalle voci di 487 bambini, suonò davanti al presidente Mattarella.
Tutela del lavoro e dei lavoratori. In occasione del 25 aprile la CGIL ha aperto la campagna referendaria raccolta firme per chiedere un lavoro più stabile, sicuro e dignitoso. Noi ieri li abbiamo incontrati, sentiamo. Referendum che sono per un lavoro dignitoso, un lavoro sicuro, un lavoro stabile e un lavoro tutelato. È in occasione della ricorrenza del 25 aprile che la CGIL indice la campagna referendaria in difesa della tutela del lavoro e dei lavoratori. 4 i referendum abrogativi proposti. Il ripristino dell'articolo 18 per le aziende con più di 15 dipendenti, il ripristino della trattativa o della decisione del giudice per chi viene licenziato ingiustamente con aziende sotto i 15 dipendenti, ripristinare il decreto dignità, ovvero sia per le causali nei contratti a termine, e l'ultimo referendum è quello per la responsabilità in solido delle ditte appaltanti in occasione di infortuni o di malattie professionali. Novità della campagna: la possibilità di sottoscrivere i quesiti anche online tramite firma digitale attraverso il sito della CGIL, ma resta garantita la presenza dei banchetti di raccolta firme nelle principali piazze della città e della provincia. Il 25 aprile in piazzetta Aldo Moro in via Alzaia e a Mogliano accanto all'Ampi. Festa della Liberazione che il sindacato, come ogni anno, celebrerà anche alla stazione dei treni di Treviso con la deposizione di una corona di fiori in ricordo delle vittime sul lavoro durante il periodo della Resistenza. Il valore dell'antifascismo che è quello di difesa della Costituzione. Questi sono i messaggi che noi chiediamo e crediamo devono essere rilanciati in questo periodo, soprattutto in questo periodo dove alcuni rigurgiti sono sotto gli occhi di tutti e devono essere bloccati per non ritornare indietro di 80 anni in un colpo solo. Insomma, un 25 aprile, come vi avevo detto prima, caratterizzato anche dalle polemiche, la guerra in Israele, la divisione tra chi sostiene la Palestina e chi la causa ebraica, ma anche la cancellazione del monologo di Antonio Scurati da parte della RAI. Dunque, in un clima difficile questo 25 aprile, abbiamo sentito i cittadini. Non dovrebbe assolutamente dividere perché è una ricorrenza che riguarda tutti. Noi, questa Repubblica è nata proprio dalla guerra contro il fascismo, il nazismo, alla resistenza, per cui dovremmo celebrarla. Ci sono appunto persone che non sono in grado di definirsi antifasciste, per cui sembra che definirsi antifascisti sia una colpa e invece è una parola che dovremmo tutti usare, insomma, perché dovremmo tutti essere antifascisti. Perché tutte queste polemiche? Perché in Italia si fanno solo polemiche. Io sono stato nelle forze dell'ordine e ce lo festeggiavamo il 25 aprile. Mio padre è un partigiano, era un partigiano, sono contento perché è la sua festa. Difatti siamo partiti da Vercelli, siamo venuti qua a vedere un po' qua il Museo degli Alpini, eccetera, anche se non fa parte della Seconda Guerra Mondiale. Comunque il ricordo di mio padre si fa sentire in questi posti. Ecco. La politica in questo caso non c'entra, si tratta di libertà delle persone e della nazione. Perciò facciamo come si deve, onoriamo chi è morto anche per la libertà e non facciamo di loro merce della politica, che è sempre, non diciamo sporca, ma in qualche modo torbida. 3 volte pace per tutti. Celebrare senza riserve, quindi se qualcuno ha da mugugnare eccetera si metta da parte, gli altri possono celebrare questa, io la chiamo festa. Finiranno mai le polemiche attorno al 25 aprile? Secondo me non hanno motivo di esserci, è stata, l'anno prossimo sarà l'80° e quindi bisogna esserci tutti in piazza contenti.
Fra qualche minuto ci collegheremo anche con il nostro Filippo Fois che è a Venezia per il primo giorno del ticket d'accesso alla città, quindi vedremo com'è la situazione, vediamo com'è andata insomma dalla prima mattina alle 8:30 dove il nostro collega si trovava proprio in Piazzale Roma, e poi vedremo anche le manifestazioni che si sono svolte nella mattinata, ma anche la cronaca, perché questa notte all'1:30 i vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi del rifugio Granezza ad Asiago per 3 auto con 5 giovani a bordo, che era rimasta bloccata a causa della neve. La chiamata al 115 è arrivata con un sistema automatico di emergenza, perché nella zona era difficile poter chiamare, non c'era una grande copertura telefonica, ma i vigili del fuoco sono accorsi, hanno sentito la chiamata, sono accorsi, li hanno trovati e li hanno trainati con i loro mezzi, hanno trainato le auto fino ad una strada percorribile di Monte Corno, dove i ragazzi sono potuti tornare poi a casa. Le operazioni di soccorso sono terminate intorno alle 4 del mattino di oggi. E purtroppo parliamo ancora invece di maltrattamenti, ne abbiamo parlato davvero troppo spesso nei nostri telegiornali, maltrattamenti all'interno delle mura domestiche. E a Jesolo un uomo ha minacciato la moglie con un coltello da cucina, è stato arrestato. Si tratta di un tunisino arrestato per maltrattamenti in famiglia. L'uomo è stato condotto in carcere. Sentiamo. All'arrivo dei poliziotti ha tentato di nascondere dietro la schiena un coltello da cucina di grandi dimensioni, quella stessa arma con cui poco prima, in stato di ebbrezza alcolica, aveva minacciato la moglie, che spaventata ha chiamato il 112. Per questo un cittadino tunisino di 32 anni è stato arrestato dagli uomini del commissariato di Jesolo con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Il fatto è accaduto la settimana scorsa al Lido, nella zona di Via Dante. Alla lite, per futili motivi, erano scaturite le minacce. La donna alla fine era riuscita a fuggire dall'abitazione chiamando la polizia. Il tunisino, con precedenti, già l'anno scorso era finito nei guai per maltrattamenti e lesioni personali, sempre nei confronti della moglie. L'uomo è stato condotto in carcere a Venezia, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Rimanendo a Jesolo, ma nell'ambito dei servizi antidroga, la polizia ha arrestato nei giorni scorsi un nordafricano in Italia senza fissa dimora, che nel tentativo di fuggire a un controllo aveva puntato un coltello a serramanico lungo 21 cm contro gli agenti. Una volta fermato è stato trovato in possesso di circa 800 euro in contanti, sulla cui provenienza non è riuscito a fornire giustificazioni plausibili. È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e per porto abusivo di arma da taglio. Ed ora andiamo nel Trevigiano, ragazzi fuori controllo a Santa Maria del Rovere, dove l'altra sera ci sono stati attimi di concitazioni. I carabinieri stanno acquisendo le informazioni, coinvolti dei minorenni che avrebbero preso a calci il portone di un condominio. Hanno pestato tutto, pestavano sul portone. Sì, adesso le l'antena 3. Così, basta. E quindi hanno preso proprio a calci con violenza. Pugni. La segnalazione iniziale poco prima delle 7 di sera è chiara e parla di alcuni ragazzini intenti a dare dei calci al portone di questo condominio in Piazza Martiri di Belfiore, nel quartiere di Santa Maria del Rovere a Treviso. La signora Irma, 87 anni, racconta di attimi concitati con la reazione immediata di 2 vicini di casa residenti nello stesso condominio. Una signora che passava con dei cagnolini ha detto che qui c'erano un po' di ragazzi. Allora lei è venuta giù di corsa, il marito ha seguito i ragazzi, li ha fermati e lei ha chiamato la polizia. Sì. La polizia. E si è venuti immediatamente 3 pattuglie, li hanno presi, sono rimasti lì in fondo. A Santa Maria del Rovere arrivano così carabinieri locale e polizia di Stato. I ragazzini, tutti minorenni, 4 maschi, 2 femmine, vengono identificati dall'altra parte della piazza, dove l'operazione non passa inosservata. Praticamente sulle 7 ho visto delle volanti che sono fermate qua fuori e praticamente sono scesi gli agenti, sono andato verso fine condominio a cercare dei ragazzi, penso. In piazza qua c'è stato qualche episodio ma sporadico, non è tanto pericoloso qua in zona sinceramente come ragazzi.
Dicono che vengono da Santabona, da zone diverse, però... Immediate le indagini, a 24 ore di distanza non ci sarebbero però ipotesi di reato specifiche. Con i militari dell'Arma che hanno continuato a raccogliere informazioni non si esclude nemmeno che il portone fosse già in parte malfunzionante. Di certo nelle scorse ore sono intervenuti tecnici per le riparazioni del caso. Stamattina sono venuta giù, non sono stata capace di aprire la porta, ora ho fatto il giro del cancello, era alle 7. Il gruppetto, sarebbe noto nel quartiere, non è la prima volta che supera il limite. Sono stati mesi fa, questi ragazzi, non si sa quelli, sono andati, era la porta aperta, sono andati in terrazza, hanno mangiato, bevuto, hanno fatto il disastro, poi sono venuti giù e li hanno riseguiti, li hanno chiamato la polizia lo stesso. Abbiamo paura, sempre paura, perché qui attorno c'è di tutto. C'è di tutto qui, ragazzi. Se un genitore non possono tirare le orecchie del proprio figlio perché fa una cosa che non va bene, e chi gli deve tirare le orecchie per crescere dritti? Ed ora andiamo subito a Venezia per il primo giorno di sperimentazione del ticket d'ingresso alla città. Lo vedo già pronto il nostro Filippo Fois con Alberto Pivetta per la parte tecnica. Filippo, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Siamo nel piazzale della stazione ferroviaria Santa Lucia di Venezia. Accanto a noi c'è l'assessore al turismo del Comune di Venezia, Simone Venturini. Tra poco vi daremo anche i primi numeri di questa prima giornata di contributo d'accesso. Intanto vi facciamo vedere com'è la situazione alle nostre spalle. Come vedete stanno arrivando molte persone, come era ampiamente prevedibile per il 25 aprile. Vedete anche che ci sono dei totem che danno delle prime indicazioni. Tra poco vedrete anche che ci sono degli steward e poi alla vostra sinistra c'è anche un ufficio informazioni, un ufficio in cui si può fare il contributo d'accesso sia di persona sia addirittura con dei computer muniti persino di stampante, per cui veramente non ci si può sbagliare. Venturini. Sì, abbiamo fatto il massimo che potevamo fare per essere vicini al turista, al residente che aveva delle informazioni in Veneto da chiedere, il tutto per essere il più semplici possibile. È chiaro che è una sperimentazione, quindi faremo tesoro di tutte le cose che possono essere migliorate per migliorarle. Come ripetiamo sempre, dopo 60 anni qualcuno prova a fare qualcosa nell'ambito delle possibilità che ci dà la legge nazionale, quindi tante idee che possono essere anche belle e stravaganti ma non possono essere attuati per la legge nazionale. Venezia sta provando a gestire diversamente il turismo di giornata, che è quello che poi causa un maggior stress alla città. Lo stiamo facendo col sorriso, con un approccio informativo e con tanta anche voglia di raccontare il perché di questa iniziativa, per salvare l'equilibrio tra residenza, spazi della comunità e il turismo giornaliero. Oggi sono impegnati comunque centinaia, credo, di persone, tra steward, polizia locale e gli arrivi sono stati parecchi. Quante persone sono arrivate, quindi quante si sono registrate, diciamo? Allora, noi abbiamo 90.000 registrazioni, in questi 90.000 ci sono 15.000 persone paganti, che sono quelle che hanno appunto pagato il contributo. Abbiamo molti turisti che sono residenti in hotel della città e che quindi si sono applicati per fare l'esenzione attraverso la procedura online. Abbiamo i cittadini del Veneto che in quanto veneti appunto sono esenti dal pagamento ma devono comunque scaricarsi il QR code, e abbiamo molti lavoratori, perché oggi è un giorno festivo in Italia, ma Venezia, essendo una città che lavora molto col turismo, è una città in cui arrivano migliaia di lavoratori, specie nell'orario mattina, e poi lasciano la città la sera dopo cena. La cosa di cui tutti si domandavano era una delle incognite, le reazioni delle persone. Magari c'era anche chi non lo sapeva che c'era il contributo d'accesso, perché per quanto ci si possa sforzare non si può arrivare a tutti. Sì, abbiamo pensato questo, infatti c'è molto personale dedicato all'informazione. Le pettorine bianche fanno appunto informazione e invitano chi non ha il QR code a farlo sul momento, inquadrando appunto il link sui totem o andando presso la biglietteria allestita col personale fisico, anche perché molte persone magari anziane o turiste non hanno il roaming internazionale e vogliono avere la possibilità di farlo. Come reagiscono? Devo dire che rispetto alle nostre aspettative c'era un po' di preoccupazione, il giorno della vigilia è sempre impegnativo, c'è stato molto apprezzamento, specie dal turismo internazionale, che capisce forse alle volte meglio di quello di prossimità quanto è importante salvaguardare Venezia. E quindi davvero una risposta oltre le aspettative, un atteggiamento di grande cooperazione. Molti turisti facevano proprio a gara per mostrare il QR code, fieri di averlo fatto, e hanno capito veramente il perché di questa
questa misura e hanno capito anche la sperimentalità, cioè nessuno pretende che questo strumento risolva ogni problema di Venezia, però è un passo importante che ogni anno miglioreremo, rafforzeremo, estenderemo, sempre con questo atteggiamento di grande umiltà, dove quello che non va si corregge e quello che va invece lo si conferma e lo si fa meglio. Non sono registrati problemi, si era detto anche questo, e magari qualcuno dicesse ma io non lo voglio pagare, non voglio registrarmi per motivi di privacy, per qualsiasi motivo, non vi do i documenti perché voi non siete dei pubblici ufficiali, nel caso fosse qualche steward. Ecco, si è verificato qualcosa di questo genere? Non da parte dei turisti e non da parte dei residenti, solo qualcuno, parte di qualche comitato, organizzazione insomma organica al mondo della sinistra veneziana, ha provato non solo a disturbare alcune operazioni di controllo dalle 8 di stamattina, ma anche a cercare la provocazione con dei cartelli. La nostra idea era ignorarli, cioè non diamo loro la soddisfazione di farla parte dei protagonisti in questa giornata e non valeva la pena di sperdere tempo e risorse in questo senso. Resta il fatto che dispiace che quando si fa una cosa nuova in Italia si ricevono tantissimi apprezzamenti dall'estero, tantissime anche aspettative, qualche critica ci sta, ma che siano proprio pezzi di partiti della città che hanno governato la città negli scorsi decenni a provare a sabotare questa misura solo per lo scopo di dire non funziona nulla, va tutto male e si continua così per altri 20 anni, dispiace, ecco, semplicemente dispiace. Allora, siamo proprio in chiusura di collegamento e io le chiederei una cosa. Naturalmente le somme si tireranno alla fine di questi mesi di contributo d'accesso. Il contributo in accesso è nato ed è stato presentato come un sistema anche per contingentare i flussi turistici, quindi ridurre la pressione nei giorni così da bollino nero, per così dire. Se al termine di questa sperimentazione ci si accorgesse che più o meno i flussi sono rimasti gli stessi, perché la gente comunque i 5 euro li paga anche volentieri per venire a Venezia, che cosa succede? Ma a parte che dovremmo vederlo anno su anno, no? Noi oggi grazie a questo sistema finalmente avremo i numeri veri dell'arrivo a Venezia, quante persone effettivamente si sono prenotate e sono entrate, cosa che nessuna città può avere ufficialmente. E poi sapremo addirittura in anticipo questi numeri per organizzare al meglio i servizi. È chiaro che essendo questi giorni particolarmente caldi, è chiaro che la città non sarà mai vuota. Però la possibilità è implementare il servizio anche i prossimi anni, estendendo anche la durata del contributo e arrivando anche ad alzare l'ammontare del contributo per essere ancora più così disincentivante, anche pensando a un costo che si alza in base al numero di prenotazioni previste per quel giorno. Sono tutte ipotesi di lavoro, l'idea però è intanto partire, far funzionare la legge che abbiamo ottenuto finalmente nel 2019 e applicarla al meglio, sapendo che è un lavoro a medio-lungo termine, cioè la soluzione non arriva il giorno dopo, ma arriva nel medio-lungo termine. Non sottovalutare poi l'importanza di informare il turista prima del suo arrivo sulle regole di Venezia. Cioè noi oggi, grazie a questo sistema, riusciamo a entrare in contatto col turista prima del suo arrivo a Venezia e raccontargli che non deve mangiare sui ponti, non si deve tuffare in canale, cose normali, ma che normali purtroppo non sono. No, non per tutti, diciamo, ma d'altro canto c'è talmente tanti turisti che insomma qualcuno che si comporta male c'è per forza, è fisiologico. Allora dunque le somme le tireremo alla fine, diciamo a settembre oramai, quando avremo proprio tutti i numeri in mano, però possiamo dire che questa prima giornata di esordio del contributo d'accesso si sta svolgendo, come avete sentito e come potete vedere, veramente in maniera molto serena e con estremo ordine. Grazie all'assessore al turismo Simone Venturini. Daniela, io ti restituisco la linea. Filippo, prima che tu mi cedi di nuovo la linea, poi noi ovviamente torneremo con te, anche perché così ci racconterai ancora questa giornata particolare, perché Venezia, fra l'altro, insomma, oggi è una giornata davvero particolare, San Marco e anche la festa del Boccolo. Oggi è San Marco, mi ricordo, giustamente ce ne siamo dimenticati, la liberazione, la festa del box, insomma ci abbiamo tutto, è tutto caduto lo stesso giorno. Sì, diciamo che una concentrazione così di eventi è stata ancora più impegnativa da gestire, ci sono messi poi anche alcune manifestazioni di qualche comitato a complicare le cose per l'ordine pubblico. Ricordiamo che appunto oggi è la festa della liberazione, una festa molto importante per il paese, è prevista una cerimonia anche in ghetto, appunto per ricordare ciò che è successo in quegli anni di guerra e di dittatura, ma ricordiamo anche appunto il santo patrono. Oggi a Palazzo Ducale ci sarà una cerimonia molto importante della città che omaggerà
ecco, con dei trasmesso premi, la messa in diretta. Il premio San Marco a Palazzo Ducale con tutti i sindaci della provincia, quindi è un giorno veramente impegnativo, quindi se dovevamo iniziare in un modo appunto di sotto stress, il sistema ha retto allo stress iniziale. Noi avremo un bello stress, nel senso buono del termine, naturalmente parliamo in senso di giornata impegnativa con l'arrivo del Papa il 28. Certo, non ci facciamo mancare niente, tra 2 giorni, insomma, domenica 28 arriverà il Santo Padre, quindi grande organizzazione, il palco e l'attrezzatura in piazza sta per essere montato, è già in fase di montaggio, ovviamente molta aspettativa nei confronti della visita del Papa e ovviamente molta predisposizione anche della città ad accoglierlo al meglio, quindi per noi è un momento molto importante. E quel giorno ci sarà il contributo d'accesso, lo ricordiamo perché adesso facciamo una tirata che arriva fino al 1° maggio, sì, fino più esatto. o meno Sì. una settimana, diciamo. Le abbiamo tutte segnate e abbiamo fino al ponte del 5 aprile, sì, del 5 maggio che è domenica e poi si inizia il weekend. Il fine settimana, esatto. Va bene, Daniela, per ora direi che da Venezia è tutto, ti restituisco la linea. Grazie davvero a Filippo, grazie anche all'assessore Venturini. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Siamo tornati in studio per raccontarvi di questa giornata 25 aprile, le cerimonie, l'abbiamo detto, ma anche le polemiche, per raccontarvi di questa giornata davvero particolare per Venezia, con il primo giorno del ticket d'ingresso alla città. Abbiamo sentito il nostro Filippo Fois, ci collegheremo fra pochi minuti di nuovo con lui anche per sentire che cosa ne pensano i cittadini, che cosa ne pensano i veneziani, ma anche i turisti che stanno arrivando, che stanno entrando in città e com'è la situazione. Poi abbiamo parlato anche delle manifestazioni che si sono svolte in città, a Venezia, durante questa mattina, che ha tenuto proprio al lavoro tutte le forze dell'ordine, quindi sentiremo anche questo dal nostro Filippo Fois, ma continuiamo anche a parlare di cronaca con una minorenne che è stata molestata sulla corriera. Ad aiutarla sono state le amiche che hanno reagito e l'uomo è fuggito, ma è stato poi preso e denunciato dai carabinieri. Molestie sul bus. È tardo pomeriggio quando un gruppo di giovani si trova a bordo della corriera SVT che da Cornedo Vicentino va a Valdagno. Un uomo di nazionalità indiana si siede accanto a una ragazzina minorenne. Approccia l'adolescente prima con sguardi e atteggiamenti allusivi e poi con carezze indesiderate sui fianchi della giovane, che a quel punto protesta e viene subito supportata dalle amiche e dagli amici presenti. Una reazione concitata per cui il molestatore desiste e scende dal bus alla prima fermata di Valdagno, facendo perdere le proprie tracce. Ma la vittima non desiste e in centro storico, quando avvista la stazione mobile del Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza, approntata nei luoghi della Movida a tutela della sicurezza pubblica, chiede subito aiuto ai militari raccontando l'accaduto e descrivendo il molestatore. Immediatamente vengono attivate le pattuglie di Crespadoro e Requaro Terme, che localizzano il giovane straniero nascosto all'interno di un buio parcheggio seminterrato poco distante dalla fermata dell'autobus. Identificato, lo straniero è stato denunciato per violenza sessuale su minore. Nel Trevigiano l'omicidio di Margherita Ceschin avvenuto a Conegliano, sono arrivate le motivazioni della Cassazione, mancanza di gravità indiziaria. L'avvocato difensore di 2 imputati Fabio Crea ha detto: chiederò la scarcerazione. Non ci sono gravi indizi del fatto che, secondo il costrutto accusatorio, il signor Lorenzon abbia dato mandato e altri abbiano eseguito l'omicidio. Quindi allo Stato, per quanto emerge dalle motivazioni della Cassazione, non sarebbero loro gli autori dell'omicidio della signora Ceschin. Margherita Ceschin fu uccisa il 23 giugno 2023 nella sua abitazione a Conegliano, aggredita, stordita con un colpo alla testa e poi soffocata mentre si trovava sul divano di casa. 12 pagine in cui la Corte di Cassazione ha motivato la decisione di accogliere il ricorso presentato dall'avvocato Fabio Crea, difensore del 79enne. Enzo Lorenzon, ex marito della vittima, è considerato il mandante
mandante del delitto, e Joan Maria Guzman, 41 anni, in carcere per concorso in omicidio. Lo stesso vale anche per il 38enne Sergio Lorenzo, difeso dall'avvocato Mauro Serpico. Le intercettazioni poste alla base dell'ordinanza di custodia cautelare degli imputati e i tabulati telefonici, secondo la Cassazione, sarebbero elementi poco significativi. Ora tutto torna al Tribunale del riesame di Venezia, che dovrà decidere, ma sulla base di quanto emerso in queste ore, gli accusati di questo terribile delitto potrebbero tornare in libertà. Chiederemo che l'ordinanza di custodia cautelare in carcere venga annullata, spiega l'avvocato Crea. Se il Tribunale del riesame accogliesse sulla base delle motivazioni della Cassazione le nostre richieste, saranno scarcerati. Lorenzon, che si trova in una casa di riposo per gravi problemi di salute, Guzman e Lorenzo, in carcere a Treviso, potrebbero tornare a casa. Così anche per José Luis Matteo Garcia, 29enne, anche lui di origini domenicane, arrestato in Spagna ed ora recluso a Belluno. Se la Cassazione ha ritenuto che nei confronti di coloro che erano stati intercettati, cioè Lorenzon, Guzman e Lorenzo, queste intercettazioni non sono sufficienti come elementi indiziari, a maggior ragione ritengo che la questione di mancanza di indizi debba estendersi nei confronti della persona arrestata in Spagna. L'omicidio di Margherita Ceschin, se tutto questo dovesse accadere, rimarrà senza colpevoli, almeno fino a quando non emergeranno nuovi elementi. Ed ora a Padova è ancora grave ma stabile la donna aggredita in casa dai suoi cani, che sono stati trasferiti in un canile del comune. È ancora ricoverata nel reparto di ortopedia e le sue condizioni vengono giudicate stabili. La donna di 83 anni, a cui i medici erano stati costretti a amputare l'intero braccio destro e l'avambraccio sinistro dopo l'aggressione subita in un appartamento di Mortise, alla periferia di Padova, da 5 degli 8 cani trovati poi nell'appartamento. La figlia e la nipote dell'anziana vittima sono ora indagate, anche se per alcuni reati si potrà procedere solo su querela di parte, che al momento non c'è. Gli 8 cani di razza Pitbull, Amstaff e American Bully sono stati sequestrati dai carabinieri nell'appartamento in cui venivano tenuti dalla figlia e dalla nipote della vittima su decreto di sequestro preventivo della Procura di Padova. Il veterinario, incaricato di fare un sopralluogo, aveva giudicato l'alloggio inidoneo ad ospitare un numero così alto di animali, anche in base alle loro caratteristiche. Ed ora torniamo subito a Venezia, dove lo vede il nostro Filippo Fois per il primo giorno di ticket d'ingresso alla città. E Filippo, buongiorno ancora. Insomma, i cittadini li hai sentiti, i turisti che sono arrivati, ti hanno detto qualcosa? Erano sorpresi o già sapevano? Allora, diciamo che le reazioni sono state le più disparate. Noi in questo momento ci troviamo proprio sotto la biglietteria, chiamiamola così, che è stata allestita per il contributo d'accesso. Come vedete ci sono 2 postazioni, una con dei computer e addirittura delle stampanti attraverso le quali è possibile fare l'esenzione dal ticket, vale a dire coloro che devono registrarsi ma non devono pagare i 5 euro possono venire qui. Poi un pochino più in là invece per il pagamento ci sono, e vedete diversi turisti che stanno facendo la coda in questo momento, ci sono degli sportelli con del personale che per l'appunto aiuta le persone a districarsi, diciamo, in questa prima giornata. Come hanno reagito? Beh, le reazioni secondo me sono state molto diverse tra italiani e stranieri. Per quello che riguarda gli stranieri è vero quello che diceva l'assessore Venturini poco fa, pagano anche volentieri, soprattutto gli americani. Gli italiani, diciamo, sono un pochino più, hanno qualche dubbio in più, nel senso che dicono ma pagare un biglietto per entrare in una città non si è mai visto, noi lo facciamo perché è obbligatorio, però non è qualche cosa che ci convince pienamente. C'è da dire poi che alcuni stranieri, per esempio, che abbiamo avvicinato questa mattina, non sapevano del contributo d'accesso, non sapevano che era il primo giorno del contributo d'accesso e l'hanno preso come una cosa normale, pensando che si trattasse di un qualche cosa che era attivo in città da tempo, per cui insomma, come dire, le reazioni sono veramente le più disparate. C'è poi da dire quello, prima ne parlava anche l'assessore Simone Venturini, c'è stata una manifestazione di protesta, una manifestazione contro l'introduzione del ticket d'accesso a Venezia. Noi abbiamo anche delle immagini che probabilmente state per vedere o state già vedendo. La manifestazione alla quale hanno partecipato diverse centinaia di persone era
stata organizzata, o meglio, teoricamente doveva essere una manifestazione stanziale che si doveva svolgere nella fondamenta di Santa Chiara. Una fondamenta, diciamo, un pochino nascosta, si trova dietro il garage comunale di Venezia, sotto il People Mover. Dobbiamo dire che la fondamenta si è riempita molto rapidamente e a un certo punto si è deciso di far muovere questa massa di manifestanti che sono arrivati a Piazzale Roma, che quindi è rimasta per un istante bloccata al traffico. Qui si è verificato anche un momento di tensione perché probabilmente non era stato ancora deciso dove dopo dovessero defluire i manifestanti. C'era un robusto blocco delle forze dell'ordine all'altezza del cosiddetto del ponte del prefetto sul Rio Novo. Lì ci sono stati dei momenti di tensione, poi i manifestanti che insomma erano oramai diventati parecchi sono stati fatti defluire lungo la fondamenta di Rio Novo e si sono indirizzati verso il campo di Santa Margherita. Poi vi faremo naturalmente vedere tutto quello che è accaduto nel corso dei telegiornali di questa sera. Comunque diciamo che sono andate in scena da una parte la contrarietà a questo provvedimento e sentiremo poi anche perché da parte dei manifestanti, e dall'altra invece questo esordio soft, come è stato detto, senza multa e con solamente tanta informazione da parte degli steward. Ecco. Stiamo vedendo proprio le immagini che avete girato questa mattina delle manifestazioni, davvero cospicuo il numero dei manifestanti che sono arrivati a Venezia, abbiamo visto proprio armati di bandiere. Tu sai in questo momento se insomma, la manifestazione è terminata o se sta continuando? Io credo che stia continuando, dovevano andare in campo Santa Margherita, così almeno sembrava, perché diciamo che l'itinerario è stato scelto proprio al momento. Teoricamente all'inizio dovevano rimanere in questa fondamenta un po' isolata che si trova dietro il garage comunale. Perché viene contestato il ticket? Il ticket viene contestato perché sostanzialmente dicono non serve a niente, cioè non contribuisce a governare i flussi turistici, ci saranno sempre gli stessi turisti. Viene definito, per così dire, un provvedimento mediatico, cioè che fa molto discutere, che fa pensare che l'amministrazione comunale si stia occupando di questo problema, ma in realtà le scelte che si stanno facendo in questo periodo sono diverse. Per esempio la preparazione di nuovi attracchi per lancioni Gran Turismo che dalla terraferma portino altri turisti a Venezia, continuano a crescere le affittanze turistiche a Venezia, continuano ad arrivarci nuovi alberghi, per cui dicono insomma i provvedimenti da prendere dovrebbero essere altri. Grazie davvero Filippo, noi ci ricollegheremo ancora con te insomma, per poi le ultime fasi di questa giornata particolare per Venezia, e noi intanto ti ringraziamo, ti auguriamo buon lavoro insieme ad Alberto Pivetta per la parte tecnica. Noi continuiamo con la cronaca, vi ricordo che fra pochi minuti ci collegheremo anche col senatore Andrea Martella. Intanto parliamo di truffe agli anziani dopo il caso dell'anziana truffata di 75.000 euro, del quale vi abbiamo raccontato dopo l'arresto del truffatore a Treviso. Ieri si sono verificati almeno altri 5 tentativi di raggire ai danni di persone anziane con la stessa modalità. Una telefonata nella quale i truffatori, fingendosi carabinieri, dicono alla vittima che il figlio ha avuto un incidente. Tantissime, abbiamo saputo anche oggi le chiamate arrivate al 112. Vediamo il servizio. Siamo i carabinieri, suo figlio ha avuto un incidente. Inizia così la telefonata che oggi ha messo in allarme almeno 5 persone anziane residenti a Treviso. Nessuno di questi ci è caduto per fortuna, ma l'aumento di tentativi di truffa ai danni degli anziani sta raggiungendo livelli preoccupanti. Il primo tentativo all'ora di pranzo è ai danni di una signora che vive vicino alla chiesa votiva. La donna, nonostante l'età avanzata, è molto attenta, intuisce subito che qualcosa non va. Dal telefono fisso dove aveva ricevuto la chiamata passa quindi al cellulare dal quale chiama il 112. I carabinieri, quelli veri, avvisano quindi il figlio dell'anziana che la rassicura non c'è stato alcun incidente. Ma nel giro di poco al centralino dell'Arma arrivano altre 4 telefonate di anziani contattati a casa con analoghe modalità e sempre con la stessa scusa: suo figlio ha avuto un incidente. I truffatori confidano che l'agitazione creata da una notizia così preoccupante faccia perdere lucidità all'anziano, convincendolo poi a consegnare loro denaro prezioso.
tifosi che magari dicono serve a pagare l'avvocato per tirar fuori il congiunto dal carcere dove è stato portato in seguito al fantomatico incidente, oppure per pagare le cure. Tutte bugie che servono solo a spillare soldi alle vittime. I carabinieri ancora una volta mettono in guardia: diffidare sempre, anche se sul display del proprio telefono compare un numero delle forze dell'ordine, perché grazie a particolari software ora riescono a far credere pure questo. Questi malfattori puntano molto anche sul fattore tempo, sul fatto di indicare che appunto magari c'è stato un incidente, occorre un risarcimento immediato, occorre provvedere subito, magari fornendo dei dati sensibili, quelli ad esempio del proprio conto corrente. Addirittura cercano di guidare l'interlocutore nel fare queste operazioni e poi impossessarsi del denaro. Quindi cercare ovviamente di non dare dati sensibili e poi di prendere tempo. Prendere tempo quindi, e nel frattempo chiamare le forze dell'ordine. Una verifica in più non costa nulla, si fa il 112 e in pochi minuti si avrà la risposta che occorre. L'avevo annunciato prima, eccolo qua, lo vedo sullo schermo, il senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori che ci seguono. Subito la domanda: oggi 25 aprile, che significato ha per lei questa festa nazionale oggi? Beh, è una giornata molto importante, bellissima, che segna la ritrovata libertà degli italiani, la liberazione dopo gli anni del fascismo, dell'occupazione straniera, del regime che aveva privato le persone di poter essere liberi, di poter decidere cosa dire, cosa studiare, cosa scrivere. Un periodo che aveva portato l'Italia in una guerra tragica e che con il 25 aprile finisce con un nesso inscindibile. La lotta di liberazione e l'antifascismo sono il cuore della nostra Costituzione, della nostra democrazia e della nostra libertà. Il ministro Nordio, che ha partecipato alla cerimonia a Treviso, oggi ha detto il 25 aprile viene visto come momento divisivo e non deve essere così. Ma anch'io penso che non debba essere un momento divisivo. Oggi dovrebbe essere la festa di tutti. Dovrebbe essere chiaro a tutte le forze politiche, a tutte le istituzioni, che ritrovarsi nel perimetro antifascista significa avere dei valori comuni e non bisogna mai rimuovere la verità della storia. La verità è che c'erano antifascisti di tutte le appartenenze che hanno combattuto per la libertà e i fascisti insieme ai nazisti che avevano oppresso il nostro paese. Se partiamo da questi valori fondamentali non vedo ragioni per cui ci si debba dividere, piuttosto purtroppo vedo la vicenda della censura Antonio Scurati è una testimonianza molto grave che questa destra, la destra attualmente al governo, fa fatica a riconoscere in questi valori antifascisti, fa perfino fatica a pronunciare la parola antifascista. Ecco, questo secondo me non garantisce che tutti quanti siamo dalla stessa parte nel favorire la crescita e il rafforzamento della libertà e della democrazia. Senatore, anche tante manifestazioni un po' in diverse città, come ad esempio a Verona, dove sono comparsi degli striscioni pro-Palestina, dove si diceva insomma non dimentichiamo che cos'è la guerra e stop al genocidio. Sì, sono state tante le manifestazioni, anch'io questa mattina ho partecipato a Mestre alle manifestazioni di celebrazione in piazza Ferretto e in tutta Italia la testimonianza del 25 aprile della partecipazione alle manifestazioni del 25 aprile è ribadita da migliaia di persone e questo è un punto davvero importante. Poi io credo che non bisogna mai perdere di vista la verità, come ho detto prima. Il 7 ottobre è avvenuto da parte di Hamas, un'organizzazione terroristica, una
orribile strage e io penso che in questo momento debba essere portato a un stop alla guerra armi, perché la reazione di Israele è in questo momento una reazione che ha determinato la perdita di migliaia di civili, e si tratta di agire per riportare la pace in quel territorio così martoriato, secondo il principio che in passato si era seguito, quello dei due popoli, dei due stati. Quindi manifestare per il 25 aprile significa manifestare per la libertà e per la democrazia, significa anche naturalmente manifestare per la pace nel pieno rispetto del diritto internazionale. Senatore, parlando di manifestazioni, abbiamo visto e abbiamo sentito dal nostro collega che si trova a Venezia di una manifestazione dei centri sociali contro il ticket di ingresso che sappiamo ha fatto il suo debutto oggi come primo giorno di sperimentazione. Parecchi i manifestanti che stanno insomma camminando con striscioni per la città. Sì, è un provvedimento piuttosto problematico questo preso dal Comune di Venezia, è piuttosto controverso, che bisognerà vedere se funziona. Questa mattina qualcuno mi diceva che è davvero difficilmente applicabile perché sono tantissimi i casi di cui bisogna tener conto. È un provvedimento che rischia di determinare quindi uno stato di incertezza, di confusione, di penalizzare in questo modo i cittadini veneziani che invece non dovrebbero esserne penalizzati, e che avrebbe dovuto avere una gestione completamente diversa, ma anche un approccio culturale diverso. Se si vuole regolare l'arrivo dei turisti è necessario non intervenire con un ticket, ma intervenire sulla programmazione delle visite turistiche in città, sulla gestione dei flussi e sulla possibilità di rendere gli ingressi nella città sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale, di rispetto dei cittadini e quindi anche di carattere economico. Per cui si è voluto fare questa scelta, vedremo come funzionerà, penso che i problemi siano molti. Ecco, noi abbiamo visto insomma come prima giornata insomma i turisti stranieri abbastanza insomma tranquilli nel dire che insomma andava bene questo ticket per entrare in una città come quella di Venezia, diversamente insomma gli italiani un po' scettici, cioè la prima volta che si sente di dover pagare un ticket per entrare in una città, quindi insomma opinioni abbastanza differenti e divise. Certo che insomma è stata oggi poi fra l'altro una giornata molto particolare come quella insomma per Venezia, perché insomma la festa di San Marco è stata una giornata, insomma un inizio un po' problematico, ecco. Sì, le dicevo, me l'hanno anche riferito questa mattina mentre ero a Mestre di quello che stava accadendo a Venezia e di tutte le fattispecie di cui bisogna tener conto. Secondo me, e lo voglio ribadire, è una scelta che denota un'idea della città che può essere in qualche modo usufruita con un ticket d'ingresso, ma di cui non vengono gestiti i flussi turistici. Quindi è possibile arrivare, comprare il biglietto e entrare, ma forse sarebbe più opportuno invece garantire un modo di ingresso e di entrata rispettoso della città. Non penso che sia quindi un problema economico, penso piuttosto che avrebbe dovuto essere gestita con un approccio culturale completamente diverso rispetto a quello che è stato fatto. Senatore, io la ringrazio davvero. Grazie a voi. Grazie davvero. Noi adesso non so se abbiamo già pronto il nostro Filippo Fois, vediamo se riusciamo a collegarci con lui che a Venezia stava seguendo i manifestanti, non so se ce l'abbiamo ancora, quindi vediamo se la regia ci dice no, non ce l'abbiamo ancora, quindi
Io andrei prima in pubblicità, qualche istante di pubblicità, torniamo e poi ci collegheremo proprio con il nostro Filippo Fois a Venezia. Siamo tornati nuovamente in studio ed andiamo, come vi avevo annunciato, a Venezia. Lo vedo il nostro Filippo Fois che ha seguito questi manifestanti, davvero un numero importante di manifestanti partiti da Piazzale Roma, e vedo già il nostro Filippo Fois. Filippo, a te la linea. Sì, eccoci, giustamente stavi richiamando la manifestazione molto partecipata che si è svolta a Venezia oggi contro il contributo d'accesso. Noi in questo momento siamo tornati, siamo rimasti, siamo ancora nel piazzale della stazione ferroviaria. La manifestazione si è spostata in un'altra zona di Venezia e si sta avviando a conclusione, ci hanno detto, poi ne riparleremo anche questa sera. Abbiamo già anticipato quali erano le motivazioni dei manifestanti, che sostanzialmente erano tutti residenti veneziani, ecco, possiamo dirlo. Per ora io invece vi farei sentire le dichiarazioni che abbiamo raccolto dall'assessore al bilancio Michele Zuin, l'assessore comunale al bilancio Michele Zuin, che assieme all'assessore Simone Venturini e naturalmente al sindaco Luigi Brugnaro sono stati tra coloro che si sono dedicati, diciamo, in prima persona al provvedimento che oggi è entrato in vigore per la prima volta. Stiamo cercando di farlo pian pianino, non è che 8:30 track, pian pianino iniziano, abbiamo iniziato a disporre le persone, abbiamo iniziato a disporre gli informatori. È un po' anche per noi una novità di vedere come va, ma per quello non vogliamo farlo in maniera traumatica, ma insomma è il primo giorno e cerchiamo di farlo nelle dovute maniere, insomma. Le persone che abbiamo ascoltato si sono dette anche favorevoli proprio di contribuire pagando il contributo d'accesso a preservare Venezia. Ma è quello che ha sempre sostenuto il sindaco, nel senso che noi, al di là di quelli che protestano, manifestano, eccetera, e che sono poi gli stessi che il giorno dopo si lamentano che la città è piena e invivibile, noi siamo convinti che stiamo anche facendo un servizio al turista, nel senso che avrà la possibilità di vedere la città in modo migliore, e un servizio al cittadino che si lamenta giustamente sempre che non riesce a fare le proprie attività quotidiane perché la città è invasa dal turismo giornaliero. Quello che è partito oggi, si è detto, è una fase sperimentale del contributo d'accesso. Secondo lei in quali aspetti probabilmente ci sarà qualcosa da limare? Ma sicuramente non saprei e ce l'aspettiamo un po', perché in realtà ha funzionato benissimo il sito, nel senso che pochissime sono state richieste informazioni, tante, ma alla fine il sito in 3 minuti lo fai e non ha intoppi e la gente l'ha capito, è molto chiaro, vieni seguito passaggio per passaggio. Non lo so, in realtà vogliamo un attimino capire, soprattutto con i controlli, con gli arrivi magari alla Cornoldi, eccetera, da Cavallino, cioè ci sono delle cose che noi abbiamo giustamente messo su carta, ma poi bisogna viverle in prima persona e capire come vanno, per cui aggiustamenti nel senso di riuscire a tarare meglio quella che è tutta quanta la macchina. Questo era l'assessore Michele Zuin, assessore al bilancio del Comune di Venezia, un'intervista raccolta un paio d'ore fa, proprio nel momento in cui il contributo d'accesso era entrato in vigore da pochissimo tempo. Ora vedete quanto è affollato il piazzale della stazione, lo ricordiamo, questo è un provvedimento che è stato pensato per ridurre il turismo giornaliero a Venezia. Come vedete l'afflusso continua a rimanere enorme, ma questo è anche questa è, diciamo, la normalità a Venezia in giornate di questo genere. Poi dunque, se il contributo d'accesso riuscirà a governare i flussi turistici come nelle intenzioni del Comune, o se non cambierà nulla, come sostengono i manifestanti che oggi hanno sfilato per le calli e le fondamenta di Venezia, lo potremo dire probabilmente solamente tra qualche mese, quando avremo, diciamo, da parte avremo un range molto più ampio di giornate col contributo d'accesso. Per ora la situazione che vedete è questa, direi, Daniela, che per ora da Venezia è veramente tutto. Grazie
grazie davvero a Filippo Fois ed Alberto Pivetta, grazie davvero per questo importante contributo. Ovviamente parleremo di questa giornata particolare a Venezia nel corso dei nostri telegiornali a partire dalle 19:30 con l'edizione trevigiana. Ed ora invece parliamo di agricoltura e parliamo delle gelate, davvero gelate di questi giorni. Lo facciamo con Filippo Codata, direttore Condifesa Treviso Belluno. Buongiorno. Buongiorno a voi. Insomma, questo è stato un periodo difficilissimo per gli agricoltori sotto diversi punti di vista, e questa insomma è quella di questi giorni. È stata difficile, freddo, temperature davvero invernali che hanno provocato non pochi danni all'agricoltura. Certo, abbiamo visto un abbassamento di temperatura molto importante, percepito ovviamente da tutti, oltre 20 gradi in meno rispetto alle massime e le minime di qualche giorno fa, e in particolare venerdì mattina intorno alle 6, il 19 aprile, poi il 21 domenica mattina, in molte zone la temperatura si è avvicinata molto allo zero. Tra l'altro abbiamo avuto anche diversi fenomeni grandinigeni, anche in pianura, anche molto intensi, che fortunatamente avevano dimensioni e diametro abbastanza contenuto, e quindi la grandine non ha fatto grandi danni. Invece sul gelo la conta di danni è in corso attualmente. Ecco, cos'è che maggiormente sta rischiando, oppure è stato già danneggiato? Allora, ci sono state delle gelate abbastanza particolari, nel senso che la temperatura non è scesa in maniera, significativamente sotto lo zero, se non in zone molto limitate del nostro territorio. Quindi i danni si sono verificati in delle bolle di aria fredda che si sono un po' accumulate vicino al suolo, dove ci sono state delle saccature sostanzialmente delle parti basse del terreno, e dove quindi più vicino la pianta era al suolo più ci sono stati danni, mentre poi allontanandoci dal suolo i danni sono stati un po' inferiori. Noi oggi abbiamo già sintomi evidenti sui vigneti, perché la fase fenologica, cioè la fase di sviluppo della pianta, era di una pianta con le foglie appena sviluppate, i germogli molto turgidi per la forte piovosità che c'è anche stata, e quindi le piante sono state scottate da questa gelata. Per capire però quali saranno i danni reali dobbiamo aspettare le prime giornate calde, perché è lì che si vedrà cosa la pianta riesce a recuperare o cosa invece il gelo ha danneggiato in maniera irreparabile. Quindi per la conta dei danni dovremmo appunto attendere il ritorno sostanzialmente delle temperature ordinarie sulle medie del periodo, per andare poi a vedere. Quindi direi più danni su viti, un po' meno sui frutteti, proprio anche per la disposizione stessa delle piante che hanno le chiome più alte, anche i l'actinidia, i kiwi e altre realtà, quindi ad oggi i danni maggiori li contiamo sicuramente sui vigneti, mentre i seminativi, possiamo parlare di frumento, orzo, colza, che ora in campo sono meno delicate, meno suscettibili, e anche il mais che è già stato seminato, essendo proprio alle prime fasi, magari vive una battuta di arresto, un rallentamento della fase fenologica, ma queste temperature prossime allo zero non hanno creato danni significativi. È vero poi che invece ci sono ancora molti appezzamenti da seminare, siamo in ritardo con le semine perché le piogge continue ed intense di questi giorni hanno reso ovviamente difficile proseguire con l'attività di semina che è in piena primavera e in corso in questi giorni. Ecco, ci dicevano anche alcuni agricoltori preoccupati, altri davvero disperati, perché nelle zone più alte, dove ovviamente ci sono state le grandinate, temperature comunque sicuramente più fredde, lì le viti si sono rovinate. Ma guardate, in realtà c'è questo fenomeno un po' dell'inversione termica, quindi in realtà i danni maggiori sono stati proprio in pianura, se parliamo della provincia di Treviso.
Poi nel Bellunese ci sono stati ovviamente in Val Belluna delle situazioni con temperature molto più basse, abbiamo avuto anche la zona di Monfumo ai piedi della zona del Grappa, insomma, dove le temperature sono scese significativamente, poi anche nel Vicentino ai confini tra Vicenza e Verona, ma queste gelate particolari hanno proprio questa caratteristica di andarsi a depositare, cioè l'aria fredda è più pesante e va a depositarsi proprio sulle parti più basse. Abbiamo banalmente, anche percorrendo l'autostrada da Treviso a Conegliano, si vedono proprio i primi filari a ridosso dell'autostrada dove si è proprio accumulata questa massa di aria fredda con vigneti molto più danneggiati rispetto ai filari più interni. Quello che possiamo dire, che è anche un segnale ovviamente di speranza, è che trovare vigneti interamente danneggiati ad oggi è difficile, se non in aree estremamente limitate. Quindi diciamo che dai prime perizie e prime situazioni in campo speriamo che i danni, diciamo, rimangano contenuti come stiamo vedendo. Senta, ormai siamo abituati a queste variazioni purtroppo climatiche, ma siamo passati dal caldo di qualche giorno fa al freddo quasi invernale, anzi invernale di questi giorni, e dicono da domenica torneranno delle temperature africane. Queste variazioni così nette del clima comunque sono difficili, problematiche per l'agricoltura. Assolutamente sì, noi possiamo ripescare il giubbotto o il cappotto invernale, le piante si trovano lì e non possono di certo, diciamo, spostarsi o trovare qualche soluzione, quindi sicuramente l'agricoltore, gli imprenditori agricoli mettono in atto tutte le buone pratiche agricole per rendere le piante più resistenti, più resilienti, fornendo i nutrienti adeguati, potandole in maniera adeguata, e poi senz'altro dobbiamo fare i conti con questi cambiamenti climatici in atto e cercare sempre più di utilizzare piante resilienti, quindi selezionare, impiantare e anche le operazioni culturali devono essere mirate anche a fare in modo che la pianta sia in grado di resistere a questi stress, sia di temperature basse, sia di temperature alte, sia di eccesso di pioggia. Quindi sicuramente il lavoro dell'agricoltore sta diventando sempre più difficile, perché garantire una produzione in quantità e qualità, ovviamente, come è nel nostro territorio, bisogna veramente metterci sempre un'attenzione maggiore, grazie appunto a nuove tecniche, a sistemi di supporto decisionali, al monitoraggio stesso delle temperature, delle previsioni meteo, e magari in futuro anche investendo sempre di più su sistemi anche di difesa attiva, quindi impianti antibrina, antigelo, reti particolari, antipioggia. Cioè bisognerà purtroppo trovare anche delle soluzioni innovative, andandole a prendere dove le situazioni sono più estreme da sempre e magari, diciamo, ci segnano un po' un orizzonte verso il quale dobbiamo puntare anche con la nostra agricoltura veneta e trevigiana. Lei ci diceva la conta dei danni si farà più avanti, ovviamente. Certo. Quando è che si riuscirà a capire più o meno? Sì. Allora, sicuramente dicevo, per la questione delle grandinate abbiamo già un po' l'idea che fortunatamente, diciamo, i danni sono molto contenuti, un po' più pesanti sulla zona tra il Basso Padovano e Rodigino in una grandinata di ieri o ieri l'altro. Sul gelo invece, siccome il danno da gelo consiste sostanzialmente nel far ghiacciare la linfa all'interno delle cellule della pianta, dei vasi linfatici della pianta, e quindi le piante subiscono una sorta di lessatura. Questa lessatura, a seconda che sia solo sulle foglie o anche sui vasi linfatici eccetera, può avere un danno reversibile o irreversibile. Per capire questo dobbiamo arrivare a una situazione in cui la pianta torna ad avere una piena circolazione, una grande necessità di dover assorbire acqua dalle radici, farla girare all'interno della pianta, e quindi quando si aumenteranno le temperature, torneremo prossimi ai 20 gradi come massime, lì si vedrà subito quale sarà il danno sulla foglia solo, sul germoglio, sul grappolino, sul frutto, e poi sui frutteti c'è tutto il tema della cascola, perché siamo in una fase molto importante in cui la fioritura su molte varietà c'è già stata, quindi abbiamo i frutticini e la pianta deve decidere adesso se tenerne e quante tenerne di questi frutticini, e quindi decide
fisiologicamente di lasciarne cadere a terra un certo numero, e quindi è un processo che la pianta fa anche per autotutelarsi, per difendersi in qualche modo, e quindi diciamo che nel giro di una settimana, 10 giorni, come lei annunciava, è previsto un innalzamento termico significativo e lì si paleseranno i danni ovviamente, ecco, quindi saremo in grado ovviamente di fare una stima puntuale anche come consorzio. Direttore, io la ringrazio davvero. Grazie a voi. Grazie e buon 25 aprile, grazie. Altrettanto, grazie. Grazie. Noi andiamo avanti, parliamo però sempre di agricoltori, perché agricoltori pronti a scendere in protesta davanti ai porti del sud, anche dal Bassanese, per tutelare il Made in Italy. Ne abbiamo parlato anche alcuni giorni fa nelle scorse nostre edizioni. Agricoltori pronti a manifestare ai porti del Sud Italia. Non si ferma la protesta dei coltivatori, contrari a una linea che rischia di minare il lavoro portato avanti con fatica dalle aziende agricole di tutto lo stivale, Veneto compreso. Vogliono dire basta al latte austriaco usato nelle nostre aziende come locale, basta asparagi dall'Ungheria o grano dalla Russia spacciati nei nostri ristoranti come locali. Azioni che, come è stato ripetuto in più occasioni da chi vive di agricoltura, mettono in croce un comparto di altissima qualità, fatto di tipicità e peculiarità dei singoli territori. E allora, dopo i trattori a Bruxelles, sono pronti a manifestare ai porti per tutelare al massimo la qualità del Made in Italy. Una calata compatta che coinvolge anche il nostro Bassanese. I prossimi appuntamenti saranno anche quelli di andare a presidiare i porti italiani, dove entrano prodotti anche da lì che spesso non sono controllati, oppure addirittura entrano prodotti in grande quantità e triangolati tramite paesi esteri. Pensiamo, non so, al grano russo, che è stato importato in quantità eccessive nei paesi europei appunto per affossare i mercati, e queste sono tematiche importanti che bisogna tenere sotto controllo con estrema accuratezza. Ecco, quali saranno i porti che saranno controllati? I porti che verranno controllati saranno i principali porti del Sud Italia, dove appunto grandi navi piene di prodotto e di materie prime attraccano, e lì sarà compito nostro, assieme ovviamente alle forze dell'ordine, perché queste poi manifestazioni vanno fatte assieme all'ausilio delle forze dell'ordine per controllare e garantire poi i prodotti che finiranno il giorno dopo sulle tavole dei consumatori. Quindi una delegazione partirà anche dal Veneto, quindi dal Vicentino, anche dal nostro territorio ci sarà una rappresentanza. Certo, come è sempre stato in questi anni, il Veneto, in particolare Vicenza, non si è mai tirata indietro, anzi va anche ringraziato di cuore il ruolo degli agricoltori vicentini, che spesso e volentieri, nonostante già il lavoro agricoltore sia difficoltoso, riescono anche a lasciare l'azienda per un paio di giorni e andare a fare un qualcosa che diventa importante. Dovremmo avere ancora, ecco, collegato il direttore. Prima di salutarci, visto che abbiamo parlato ancora di agricoltura, un po' un commento su quello che ha sentito ora. Il commento è che ovviamente dobbiamo fare di tutto come istituzioni e come organizzazioni agricole per tutelare le nostre produzioni, che sono tali di valore perché sono endemiche e collegate al nostro territorio, quindi deve essere chiaro quello che arriva da fuori e quello che è coltivato nel nostro territorio. Quindi tutte queste azioni di sensibilizzazione sono sacrosante e devono essere, diciamo, ben viste non solo dagli agricoltori ma anche dai cittadini e dai consumatori. Insomma, abbiamo visto anche diverse manifestazioni da parte degli agricoltori anche nei giorni scorsi. Certo, quando ci sono delle situazioni che richiamano, diciamo, il bisogno di dover richiamare l'attenzione anche dei media, è necessario che gli agricoltori si mettano in moto, e su questo le organizzazioni sindacali, insomma, svolgono un ruolo fondamentale. Quindi ben vengano queste manifestazioni sempre pacifiche, sempre in grado un po' di riportare all'attualità i temi forti, insomma, del nostro Made in Italy e della nostra produzione agroalimentare. Direttore, anche per far capire ai cittadini che cos'è veramente il Made in Italy e che cosa vanno ad acquistare, e cercare di indirizzarli anche. Certo, andare al supermercato non è sempre facile capire e fidarsi di quello che c'è scritto sulle etichette, bisogna fare, diciamo, una doppia spesa, quindi una guardando la lista e una leggendo un po' le provenienze, i cartellini, eccetera. Quindi quello che non riusciamo ad andare a acquistare direttamente dai nostri agricoltori, che è sempre per noi il percorso migliore, diciamo, bisogna farlo con coscienza e andando a discriminare bene quello che poi
poi dobbiamo comprare. Poi è ovvio che se vogliamo per forza mangiare l'ananas dobbiamo prendere quello che troviamo, ma dico io che sono un grande consumatore di arance, che non trovare le arance italiane in questo periodo nel supermercato per me è proprio un motivo di malessere, diciamo, ecco, quando ci sono i nostri prodotti è bene cercarli e pretendere anche che vengano presentati dalla grande distribuzione. Grazie direttore, grazie davvero. Grazie, arrivederci, grazie. Noi invece andiamo ora a Treviso perché dal 2 maggio chiuderà il parcheggio Miani per lavori straordinari di manutenzione di divieto d'accesso sia per gli abbonati sia per l'utenza giornaliera, malcontento tra i cittadini, ma il Comune rassicura lavori per un parcheggio più funzionale, diventerà anche area di deposito pacchi. Per me è un grosso problema perché è difficile parcheggiare in zona e spero che riaprano presto per poter parcheggiare nuovamente. Io mi trovavo benissimo qua, purtroppo però è andato in degrado come ho potuto vedere. Hanno rotto la sbarra e poi c'è gente strana che gira di sera. Chiuderà dal 2 maggio il Park Miani a 2 passi dal Tribunale, area di sosta al centro di dibattiti e polemiche, un parcheggio a pagamento mai davvero sfruttato al massimo delle sue possibilità. Circa 500 posti auto rimasti per lo più quasi sempre vuoti, ma dopo la rottura dei sistemi di pagamento è rimasto a lungo gratuito e da quel momento le macchine in sosta hanno cominciato ad affollarsi tra i diversi piani. Non potrei che essere favorevole al fatto che rimanga gratuito perché è sicuramente utile perché è a 2 passi dal centro. Credo che insomma, i parcheggi hanno dei costi e quindi che vadano retribuiti. Dopodiché bisogna capire quali sono le esigenze di ristrutturazione che ci sono, perché mi sembrava in ottimo stato. Pareri diversi quelli dei cittadini che vedono nel Miani un'opportunità mal gestita, motivo per cui il Comune, ora proprietario unico della struttura, ha indetto il via ai lavori di manutenzione straordinaria, il ripristino dei parchimetri e la limitazione delle aree di sosta a solo 2 piani dell'immobile. Lavori ancora senza una data di termine, ma tra i corridoi di Casugana si parla di mesi. Speriamo, insomma, dice che i lavori finiscono presto però. Al più presto perché io devo adesso fare un abbonamento in un altro parcheggio qui avanti e anche lì lo pago l'abbonamento, quindi essendo residente in quella zona ho bisogno di avere il parcheggio. Abbiamo preso questa decisione per capire qual è la destinazione migliore per quel parcheggio che di fatto nel tempo non è mai decollato, è certamente un servizio importante a ridosso del Tribunale, quindi una parte certamente rimarrà parcheggio. Stiamo valutando e faremo dei lavori anche sugli altri piani per ricavare dei magazzini, dei depositi per il Comune o altri servizi a disposizione della comunità. Dal Senato primo stop al numero chiuso per la facoltà di medicina, esulta la politica ma l'ordine dei medici frena. Stop al numero chiuso per la facoltà di medicina. Arriva dal Senato il primo via libera. Il comitato ristretto della Commissione Istruzione di Palazzo Madama, quasi all'unanimità, ha votato a favore per adottare il testo base che cancella il numero chiuso per accedere alla facoltà di medicina. Tra i primi a manifestare soddisfazione per questa notizia è stato il governatore del Veneto Luca Zaia. Era ora i grandi chirurghi e i medici si selezionano durante l'iter degli studi e poi si confrontano in sala operatoria, in corsia, non certo con un assurdo sbarramento iniziale con un test a crocette, ha detto il presidente della regione. In Veneto c'è una carenza di circa 3.500 medici. Anche il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, Giuseppe Dalben, parla di scelta positiva. Tutto quello che arriva dal punto di vista normativo che aiuti la maggior presenza appunto sia nel percorso formativo di base, parliamo di laurea per quanto riguarda i medici, sia nel percorso appunto di specialistico, quindi della specialità, tutto quello che arriva per aumentare il numero di professionisti che possono essere poi riversati nel sistema sanitario regionale, per noi è assolutamente importante. Anche perché la Giunta regionale ha approvato il nuovo piano di abbattimento delle liste d'attesa nella sanità che dovrà essere discusso in 5ª commissione. In Veneto le prestazioni in attesa superano le 20.000, visite serali nei fine settimana, l'overbooking sono solo alcuni aspetti del nuovo piano. Avremo bisogno di più specialisti, avremo bisogno, ecco, il tema è soprattutto quello della avere specialisti al bisogno.
Per il resto insomma la tecnologia c'è, va usata direi nelle 24 ore. Contrario invece allo stop del numero chiuso di medicina, l'ordine dei medici. Questa non è assolutamente una norma di buon senso. Eliminare il numero chiuso significa che fra 10 anni, il tempo necessario per formare un medico, avremo una pletora di laureati che non avranno possibilità di trovare un posto di lavoro come medici, produrremo solo disoccupati, ha detto il presidente nazionale Filippo Anelli. Manca poco al 4 maggio e Padova si prepara a battere il record con il più grande raduno di centenari. Quanti anni ha, signora? 101 compisso sabato. Sono nel 1920, ho 103 anni, 104. Yolanda, Adelina e poi ci sono Ferruccio. Quanti anni? Sì. 102 anni. E ancora la vispa Yolanda. Io mi chiamo Pacaniera Yolanda e ho quanti anni hai? Una cosa in mente che hai anni. Oh, ma dai, ricordati, quanti sono? Gli anni? L'abbiamo detto prima. L'abbiamo detto prima. 40? No, 40. 50. 100 anni? 100 anni. Sono i primi 4 centenari che sabato 4 maggio a Padova, nella sede della residenza OIC, parteciperanno al tentativo di superare il record con il più grande raduno di centenari al mondo. L'obiettivo è battere il primato australiano con 45 centenari, ma di sicuro sarà un record veneto, italiano e anche europeo. Un'iniziativa che ha un grande valore sociale e simbolico. La cosa importante per noi è mandare un messaggio per dire che arrivare a 100 anni e oltre è un grande risultato. È un risultato positivo, è un grande messaggio di salute della società. Questa società che si è arricchita di tante cose, ma dobbiamo anche dimostrare che proprio prenderci cura delle persone più longeve vuol dire dimostrare che la società è unita, che la società è coesa. Il record verrà certificato dalla presenza di un giudice del Guinness World Record. I centenari dovranno partecipare con carta d'identità e certificato di nascita per essere registrati. Poi la festa con figli, nipoti e pronipoti. L'iniziativa è affiancata dalla proposta di piantare anche un albero per ogni centenario. Siamo sempre stati abituati ad associare la piantumazione di un albero con la nascita di un bambino. Noi invece vogliamo onorare i nostri anziani, vogliamo onorare i nostri antenati, premiando il loro 100° compleanno con la piantumazione di un albero nel loro comune di residenza. I protagonisti della giornata saranno loro, i centenari, con le loro storie, le loro vite ricche di esperienze e consigli come quelli della super vivace Yolanda. Come sei arrivata ad avere 100 anni? Mangiare, lavorare, bisogna fare amore se vuoi vivere, Bauca. Ed ora parliamo della Treviso in Rosa 2024, presenze da record per l'evento al femminile organizzato da Treviso Atletica e Corri Treviso in partnership con la Lilt. Già oltre 8.000 le iscritte, si spera si superino quota 10.000. Conto alla rovescia per l'attesissima Treviso in Rosa domenica 5 maggio, giunta alla sua 10ª edizione. Attese presenze da record, ad una settimana dal via si contano già oltre 8.000 iscritte. L'auspicio è di superare le 10.000 del 2023 e allinearsi ai numeri da capogiro oltre 17.000 degli anni pre-Covid, e la direzione ad oggi è quella giusta. Le partecipanti arriveranno da 14 regioni e 25 province, più di 100 i gruppi iscritti, un fiume rosa per le vie di Treviso. Presente con noi sarà anche la Lilt, che vedete adesso siamo qui in piazza con il loro gazebo per promuovere un corretto stile di vita e una sana alimentazione, a vantaggio chiaramente della prevenzione. Quando siamo partiti io e Enrico che abbiamo pensato a questa manifestazione non si pensava assolutamente che crescesse in questa maniera straordinaria, ed è comunque il riconoscimento di quanto importante sia il mondo femminile e quanto attento sia ai problemi che lo riguardano. Un evento dedicato esclusivamente alle donne e capace di coniugare sport, divertimento e obiettivi sociali, primo fra tutti la prevenzione dei tumori. Al via dell'evento
l'evento sventoleranno idealmente anche le bandiere di 22 paesi del mondo, le nazioni rappresentate dalle iscritte. Un appuntamento per tutte le età. Tra le partecipanti ci sono anche 6 novantenni, 36 ottantenni e tantissime giovani. Treviso in rosa, come rosa saranno le magliette indossate dalle tante che correranno fianco a fianco. C'è un cuore che è il cuore delle donne e un'impronta che è l'impronta delle donne nella nostra società. Siamo arrivati al termine, io ringrazio in regia Italo Morao e Renato Cappao, io ringrazio ovviamente voi per averci seguito, l'appuntamento è per domani con la nostra prima edizione, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. L'area di bassa pressione che si è insediata sull'Italia continua a essere responsabile di qualche episodio instabile. Vediamo dunque il dettaglio per la giornata festiva. Sul Veneto giovedì 25 aprile tempo in prevalenza buono, avremo un po' di variabilità con possibili fenomeni sparsi tra prealpi e pianura. Temperature stazionarie o in lieve ripresa, minime tra 4 e 7 gradi, massime tra 12 e 16 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui in mattinata avremo piogge moderate un po' ovunque in questo caso, a seguire in diradamento con ampie schiarite soleggiate. Temperature minime tra 2 e 7 gradi, massime sui 12-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il sole sarà prevalente con qualche nube e con qualche addensamento innocuo. Temperature minime sui 4-5 gradi, massime intorno ai 17. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.